Allora, scusate, ma si è riavviato il modem. Il modem di Fastweb, si vede che hanno fatto un aggiornamento remoto, quindi state attenti che magari Fastweb prende e vi riavvia il modem da remoto. Vediamo un po' se riprende la diretta, sto un attimo controllando, ma penso di sì, che la diretta debba essere ripresa. Sto un attimo controllando, scusate. Sì, siamo online su tutti i canali. Ok, siamo tornati online. Poi semmai la rincollerò, quella almeno che sta su YouTube, di diretta. Allora, avevamo visto auto e moto, vi avevo detto che vi stavo facendo vedere cosa avevo trovato, che era anche i prodotti religiosi. Guardate, addirittura un intero sito di Amazon dedicato a prodotti religiosi. Chiama Angelo, per esempio, per le persone incinta, in dolce attesa, bracciale di preghiera, con la preghiera incisa sopra, o possiamo andare il rosario, per esempio, eccole qui, tutti i vari rosari. Cioè, su Amazon veramente c'è tutto. E io piano piano, man mano che riesco a trovare queste pagine, perché non posso mettermi a fare link a 2000 prodotti così senza, preferisco fare dei link più sensati. Sport e tempo libero, guardate come è organizzato bene. Uno se riesce ad accedere a questa pagina poi sceglie se uno gli piace fare la corsa, nuoto, sport acquatici, mobilità urbana, box, eh, può andare direttamente a scegliere ciò che gli interessa. È inutile che cominciamo a pubblicare tanti articoli, cioè a me magari su un sito sport e mi arriva tanta roba di calcio, a me il calcio e il camping non mi interessano, magari sono più interessato al ciclismo, è qualcosa di più legato al ciclismo. Quindi diciamo che passare da un sito come il mio secondo me può essere un buon inizio per fare gli acquisti su Amazon. Ok? Ho messo anche la musica digitale, anche i libri, perché no? Oltre al Kindle, Amazon mette a disposizione anche una vasta gamma di libri e riviste, fumetti che non finisce mai. Cioè è una biblioteca enorme. Amazon, potete usare anche questi libri per fare un regalo, lo mandate direttamente a domicilio adesso che siamo diciamo, impossibilitati a muoverci, magari anche per un compleanno, per un evento qualsiasi, potete fare dei regali così. Ho voluto ripetere anche qui dei prodotti in offerta, proprio perché qui questo linka direttamente alle offerte in tutte le categorie, eh, e queste sono un po' più mirate, sono diverse da quelle che avete visto prima. Sono generiche, diciamo, come offerte, quindi non sono dettagliate come quelle che trovate nell'altro link, sempre di www.classe74.it. Queste sono più generiche, però trovate delle offerte subito, magari che scadono in breve tempo. Questa è un'offerta del giorno, per esempio. Ok? Vi invito poi a visitare e ad andare a vedere una per una tutte queste, diciamo, queste categorie. Io per adesso non penso di avere altro da farvi vedere. Andiamo a rivedere un attimino però come è strutturato questo classe74.it. Allora, innanzitutto in alto trovate il link agli altri due miei store molto importanti, che sono starwarsstore.it e legolando.it. Ok? Poi c'è anche renijstore.it, che qui non l'ho linkato ancora, lo metterò e penso di metterlo qui in basso. Ok? Queste sono le notifiche di YouTube. Allora, qui c'è un link diretto a tutti i prodotti che riguardano Karate Kid, come vedete. Qui c'è un link diretto a tutti i prodotti che riguardano la saga di Terminator con Schwarzenegger. Ok? Linda Hamilton. Qui trovate, diciamo, un mini sito di Star Wars su classe74.it. Questo ho voluto farlo, diciamo, diverso da Star Wars Store.
Su Star Wars Story ci trovate anche notizie sui personaggi, presto ci metterò notizie su tutti i film, su tutte le serie, su tutti gli spin-off che sono usciti di Star Wars. Quindi diciamo Star Wars Store diventerà un portale per quanto riguarda Star Wars. Questo invece è soltanto diciamo, una vetrina di link direttamente su classe74.it. Ok? E qui quindi ci trovate tutti i prodotti inerenti solo ed esclusivamente Star Wars. Ok? E questa è una pagina di classe74.it. Avendo fatto Star Wars non potevo non fare Star Trek. Questa è un'altra pagina sempre interna al sito classe74.it. Ok? Qui troverete tutti i prodotti inerenti, diciamo, le serie TV, ma non solo, anche i film di Star Trek. Ok? Ecco le varie serie, poi ci sono anche tutti i film, le motion pictures, case ufficio, quindi tutti i prodotti per la casa d'ufficio, il merchandising, l'abbigliamento, quindi guardate bene tutti i vari capitani delle varie Enterprise e delle varie serie. Ovviamente non potevo non mettere Star Trek, la serie animata degli anni 70 che seguì diciamo le 3 stagioni classiche di Star Trek. Ho parlato di Star Trek, non potevo non mettere Stargate. Stargate è una serie sci-fi che Sci-fi sta per science fiction. sì, e ti sei rotto l'uovo. No, No, è ancora intero. Mia figlia è entrata, è andata a sbattere con l'uovo di Pasqua. Comunque, Stargate è stata considerata una delle più longeve, con le sue 10 stagioni, serie sci-fi del genere. Comunque, infatti che la dottoressa mi aveva chiesto di fargliele vedere. Ok, vai. Dopo Stargate, che io ho visto e conosco quasi a memoria anche Stargate perché sono un fan anche di Stargate, delle avventure della SG1 o di Stargate Atlantis o di Stargate Universe, che sono diciamo le tre serie che sono uscite riguardo appunto lo Stargate. Poi ci sono stati anche gli ultimi 2 film e tutto è nato dal film degli anni 90 Stargate. Ovviamente parla delle avventure che hanno un gruppo di persone, la SG1, nel caso di Stargate SG1, quando passano attraverso questo cerchio chiamato Stargate, porta per le stelle. Tra 2 Stargate si innesta diciamo, una connessione di energia che porta istantaneamente da uno all'altro, anche se l'altro sta lontano migliaia di anni luce o anche miliardi di anni luce, come in Stargate Universe, che vanno a finire dentro un'astronave che è lontanissima e che purtroppo poi è stato interrotto e quindi non si sa se ce la faranno o no queste persone che sono arrivate su questa astronave a tornare sulla Terra in tempo utile prima di morire, insomma, di vecchiaia, perché anche a velocità luce ci vorrebbero migliaia di anni. Quindi l'unico modo di tornare era tramite gli Stargate, trovare un altro Stargate che si possa mettere in comunicazione con quello sulla Terra. Questo era per quanto riguarda Stargate. Ritorno al futuro. Non potevo non fare una pagina interna dedicata al Ritorno al futuro, pure questa prima non c'era. Diciamo, ho voluto fortemente questa pagina perché sono un fan, sia io che mia figlia, di tutti e 3 i film di Ritorno al futuro. Qui ci ho messo diciamo un filmato, lo possiamo anche vedere, non so se passerà l'audio perché io non lo so se l'avevo abilitato di passare l'audio. Comunque c'è questo breve filmatino, vi invito a darci un'occhiata, magari sempre da classe74.it, cliccate su Ritorno al futuro e potete vedere. Ok, e quindi niente, questo è un breve filmato che vi introduce Ritorno al futuro. Poi ci sono ci sono tantissime versioni di questo almanacco sportivo, io l'ho volute riportare praticamente tutte qui sulla mia pagina, ci cliccate sopra e potete fare l'acquisto. Ma oltre all'almanacco sportivo qui c'è anche
George McFly, il libro che lui ha scritto e che si vede alla fine del primo film, ok? Poi c'è anche questo, i fumetti che stava leggendo George McFly, anzi no, questo addirittura mi sa che è il fumetto che stavano leggendo quando Marty era appena arrivato nel passato con la sua DeLorean. E questo invece è un almanacco sportivo con la, diciamo, invece che con il grigio di sfondo con il nero, ok? Poi ho messo diversi tipi di DeLorean, ho messo questo filmato, è lo stesso che ci sta sopra però con una musica diversa. Siccome mi piacevano tutte e due le musiche, vi invito a vedere anche questa. Di queste macchine, di queste DeLorean modificate come macchina del tempo, vi invito a guardare queste qua perché sono veramente qualcosa di spettacolare. Qui ve ne portate via 3, tra l'altro sta anche in offerta, una decina d'euro di meno. Guardate che belle che sono la DeLorean del primo film, del secondo film e dell'ultimo film, ok? Questo vedete con le ruote prese negli anni 50. E quindi niente, questa è quella di Ritorno al futuro 2 che aveva il Mr. Fusion che generava energia, elettricità tramite l'immondizia, va bene, insomma sono veramente poi molto curate nei particolari, come vedete qui vi danno anche il palo da mettere per poi prendere l'elettricità dal fulmine e immetterla direttamente nel flusso canalizzatore. Guardate, questa è modificata con i circuiti a valvole degli anni 50 per sostituire un circuitino integrato piccolo piccolo degli anni 80, va bene? Allora, questo quindi è per quanto riguarda Ritorno al futuro, non facciamoci prendere troppo dalla nostalgia. Ho trovato addirittura, non stava diciamo, diciamo, nella categoria Ritorno al futuro, ma l'ho trovato il cappellino del figlio di McFly nel futuro e gli occhiali che Doc porta, diciamo, tornando dal futuro, andando a prendere Jennifer e Marty. Queste sono ovviamente le targhe, out of time. Qui mi pare che addirittura ve le danno tutte e tre, perché le targhe come sapete sono cambiate poi nei film. No, qua ce n'è solo una, è solo imballata diversamente, però c'è quell'altra che è un codice a barre, ok? Perché poi quando va nel futuro Doc si trova a dover mettere il codice a barre. Qui c'è il link diretto a Star Wars Store, guardate che bello che è questo sito, questo vi invito a vedervelo proprio tranquillamente. L'ultimo personaggio che io ho inserito il 15 di questo mese che sta per finire, poi il 15 del mese prossimo ne svelerò un altro, è il Conte Dooku. Guardate, ho messo una storia infinita del Conte Dooku, ma conto di mettere delle storie così per ogni singolo personaggio, corredare tutto quanto di tante foto ovviamente prese su internet, e poi cerco, chiedendo ovviamente le autorizzazioni, di mettere dei filmati riassuntivi che vi spiegano il personaggio attraverso, diciamo, una conoscenza molto molto ampia di tutta la galassia di Star Wars, ok? E poi qui ci sono dei prodotti legati al personaggio in vendita sempre su Amazon, ma questo è starwarsstore.it, ci dedicherò un'altra diretta. Ok, ritorniamo a classe74.it, che è questo qui il sito, classe74.it. Sono tutti molto simili proprio perché così non è complicato passare da uno all'altro. Ovviamente non potevo non mettere un'area dedicata a Big Bang Theory, che è il telefilm preferito di mia figlia. Noi lo vediamo tutti i giorni, almeno 4-5 puntate al giorno, tutti i giorni ce le rivediamo, e quindi questo è dedicato a The Big Bang Theory. Poi c'è un'area dedicata alla Marvel, un'area dedicata ai giocattoli. Guardate i giocattoli come li ho curati, cioè voi dovete senz'altro venire sul sito classe74.it perché come vedete è tutto organizzato, diciamo, per settori, ma organizzato bene. Ok, ci sto perdendo parecchio tempo proprio per darvi la possibilità di fare i vostri acquisti su Amazon molto molto organizzati e molto facilitati. Ok, Amazon Alexa, qui trovate i prodotti sia quelli wifi compatibili con Amazon Alexa e sia i prodotti proprio tipo gli Echo,
tipo i Yaku Show, insomma i prodotti questi qui. Ci sono tante idee regalo, qui addirittura gioielli ve l'ho divisi proprio per marche, guardate, cliccate su una marca qualsiasi e voi, che ne so, Swarovski, e voi avrete tutti gli Swarovski, ok? Cliccate su Pandora e ci avrete tutta la roba Pandora, ok? Questa è tutta roba Pandora. Allora, niente, che altro dirvi? Queste sono idee regalo per tutti i gusti e tutte le occasioni. Il mondo del vinile ve l'ho già fatto vedere, è diviso tra vinili e musica italiana. Purtroppo questo l'ho un po' abbandonato, adesso mi dedicherò ad aggiornarlo perché diciamo questo è fermo a gennaio di quest'anno del 2021, però sono usciti talmente tanti dischi, sia colorati, trasparenti, picture disc, vinili in edizione speciale, e non li ho ancora aggiunti. Sarà mia cura senz'altro aggiungerli quanto prima per, diciamo, per facilitare il vostro acquisto anche di materiale, diciamo, uscito da poco. Allora, poi qua c'è tutto ciò che è dedicato alla Walt Disney. Ho voluto fare un'altra pagina sempre del sito classe74.it dedicata a Walt Disney. Walt Disney meritava senz'altro i peluche, fashion store, tutti i film dedicati ai bambini, dedicati a Mickey Mouse, Topolino, dedicati a Paperino, alla Pixar, ai bambini, a Winnie the Pooh. Insomma, c'è l'ultimo film della Disney, Rai e l'ultimo drago, Frozen, Principesse Disney, diciamo, i film Disney in 4K che piano piano ne stanno uscendo sempre di più, ma poi calcolate che la Disney, avendo acquistato la Marvel, la DC, eccetera, c'ha diciamo una lista di film che escono anche in 4K, sempre su etichetta Disney, che non finisce mai. Guardate anche Dumbo, c'è qui il film in 4K, quindi quasi converrebbe ricominciare a fare la collezione, ma io momentaneamente non c'ho neanche il televisore in 4K. E poi qua c'è Disney Pixar, diciamo tutto ciò che è dedicato alla Pixar, al ramo Pixar della Disney, partì con tutto con Toy Story e poi sappiamo che è andato avanti infinitamente. Qui trovate tutti i prodotti diciamo ad argomento Disney Pictures, quindi pure Cars, alla ricerca di Nemo, Wall-E, diciamo tutti quelli che sono i film usciti su Disney Pixar. Allora, che dire, praticamente classe74.it è un sito sicuramente da visitare prima di andare direttamente su Amazon, perché vi facilita moltissimo gli acquisti. Che poi vi dico, questo non è assolutamente un e-commerce, voi su questo sito non comprate nulla, non dovete lasciare i vostri dati, assolutamente, è un sito solo di passaggio per andare poi ad fare gli acquisti direttamente su Amazon. Quindi voi qui non dovete lasciare il vostro nome, la user ID, la password, niente di tutto questo. Qui voi cliccate e poi andate sul vostro account direttamente su Amazon. Basta, questo è soltanto un tramite, diciamo, un facilitare le ricerche direttamente su Ciao Deepak, sì, tutto bene. Benvenuto, ci vediamo poi stasera, ti aspetto nella diretta musicale, che quella sarà un po' più, diciamo, un po' più movimentata, ecco, non mi veniva il termine. Allora, quindi classe 74, offerta in grande stile by Amazon, le pagine segrete e nascoste di Amazon, che ve l'ho fatto vedere, è stata la presentazione di oggi dedicata a queste categorie che ho creato e che vi facilitano, e non di poco, l'acquisto di prodotti su Amazon. Andatele a vedere, andateci a cliccare, perché vale veramente la pena. Ok? Vi dico che entro stasera un'altra piccola modifica su questa pagina la voglio fare, ma tanto sostanzialmente rimarrà così la pagina. Faccio delle piccole modifiche, ma nulla di più. Ok? E questo è quanto. Ritorniamo in studio, via, così facciamo i saluti finali. Allora,
transizione. Rieccoci in studio. Io faccio tutto con questo PC, tutto diciamo così arrangiato, fatto da me. Allora, oggi abbiamo aperto il pacco contenente lui, Darth Fener, ok? Lord Fener, ok? Era l'ultimo che mi mancava della mia collezione Star Wars by Eurospin. Abbiamo anche sballato queste. Abbiamo sballato queste che sono le custodie per i vinili 33 giri interne, le inner sleeve. Ok, le dovrò usare per diversi vinili che sono rimasti senza copertina e quindi per questo motivo con queste sleeve le posso almeno mettere dentro una copertina e non tenerle così che si rovinano ancora di più di quanto non siano già rovinati. Ok, detto questo vi do appuntamento a questa sera 21:30, faremo circa come al solito un paio d'ore di musica da 45 giri poi alla prossima diretta unboxing che farò. Per adesso non so, non c'ho nient'altro perché questi pupazzetti sono finiti, la collezione è finita sabato scorso e quindi se arriverà qualche altra cosa la sballeremo e faremo l'unboxing insieme. Prima di salutarci vi invito come sempre ad andare sui siti www.classe74.it, www.starwarsstore.it, www.legolando.it e www.renijstore.it. Questi 4 siti sono basilari per quanto riguarda i vostri acquisti sia di Lego, sia su inerenti la galassia di Star Wars e sia inerenti il DJing, ok? Ma non solo il DJing, la musica proprio più in generale. Ci troverete anche giradischi a cinghia che non sono prettamente da DJ. Detto questo vi do appuntamento a più tardi e vi saluto con le sigle di chiusura, se riesco a trovarle, sigla di fine. Ok, grazie a tutti di avermi seguito in questa lunga diretta, ci vediamo più tardi.